Buon pomeriggio, ben collegati dal campo comunale di Mattarello a Trento, dove a breve alle 14:30 prenderà il via la partita della Serie C femminile Girone B, Trento Calcio Femminile contro Cortefranca. Siamo alla 14ª giornata del campionato, la prima di ritorno, eppure è una partita che potrebbe già rivelarsi determinante. Soprattutto potrebbe essere davvero un match ball per il Cortefranca, che primo in classifica. Oggi arriva a Trento forte di 4 punti di vantaggio proprio sulle giallo-blu e andandosene con bottino pieno potrebbe davvero, se non chiudere matematicamente ovviamente il discorso, siamo ancora troppo in anticipo sui tempi, ma mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale di questo campionato. Quindi davvero un Cortefranca che tenterà il tutto per tutto per mettere al sicuro questo campionato fin da subito. Impensabile infatti immaginarsi che questa squadra, finora capace di 11 vittorie ed un pareggio, possa perdere 7 punti nel corso del girone di ritorno. Il Trento, dalla sua ovviamente, cercherà di restare in corsa, di tenere aperto questo campionato e vivo per l'interesse dei tifosi, ma soprattutto per un interesse davvero personale importante. Riuscire a restare agganciato al Cortefranca sarà fondamentale. Allo stesso tempo dovrà guardarsi dalle formazioni che ha alle spalle a 5 punti di distacco. Ci sono le terze, Brixen e Padova, quindi anche il Trento non potrà permettersi passi falsi. L'importante oggi sarà probabilmente non perdere. Ovviamente la vittoria potrebbe davvero riavvicinare le gialloblu alla vetta della classifica e quindi mantenere intatti anche i sogni di gloria per quanto riguarda un'ipotetica vittoria finale. La giornata presenta ovviamente questa come partita di cartello. Le altre partite per quanto riguarda il girone B sono Spal Portogruaro, Le Torri Isera, Permac Vittorio Veneto Brixen, Unterland Amen Padova, Venezia Triestina. Riposa in questa prima giornata di ritorno l'Oristano. Le squadre stanno per entrare a centrocampo, pronte per schierarsi. L'appello dell'arbitro è terminato e quindi subito per conoscere le formazioni, quindi come Trento e Cortefranca scenderanno in campo in questa giornata, do la parola a Federico Casna, che poi ci accompagnerà nel racconto di questa sfida che dovrebbe essere davvero avvincente e davvero di bel calcio, perché stiamo parlando delle due squadre che finora hanno impresso davvero un ritmo vertiginoso a questo campionato e quindi sicuramente uno spettacolo da vedere quest'oggi sul campo di Mattarello. Federico. Per scrivere un capitolo fondamentale di questo campionato di Serie C. Almeno una delle due squadre dovrà cedere il passo e se dovessero farlo la squadra di mister Spagnoli rischierebbe di non avere più la possibilità di recuperare. Un buon pomeriggio a tutti gli utenti connessi alle nostre dirette YouTube e Facebook da Federico Casna. Oggi ad aiutarmi a raccontare questo grande appuntamento c'è Grazia Trentini, selezionatrice FIGC dell'area Dolomiti, che saluto intanto. Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Andrei allora a leggere le formazioni che scenderanno in campo, anzi che sono già scese in campo e si stanno ora disponendo. Il Trento Calcio Femminile, allenato da mister Spagnoli, scende in campo con Valzolger, Ruaben e Tonelli schierate nella difesa 3, centrocampo a 4 formato da Varrone, Fuganti, Tononi e Battaglioli. Rovea e Poli si posizionano alle spalle sulla tre quarti, davanti gioca Pasqualini con il numero 9 che reggerà sulle proprie spalle tutto il peso dell'attacco. Per quanto riguarda invece il Cortefranca, allenato da mister Salterio, si schiererà in campo con una formazione che probabilmente sarà un 4-4-2. Ferrari si posiziona tra i pali, poi sulle corsie laterali Valvassori e Gervasi, Valtulini e Belotti compongono il pacchetto della retroguardia centrale. In centrocampo Valesi e Sandrini, poi sulle fasce si spartiranno i compiti di progressione. Sardi, Deletto e Muraro. Davanti l'attacco è affidato alla coppia gol Picchi-Scarpellini, che in questo campionato di Serie C hanno già assegnato la bellezza di 26 gol complessivi, un attacco assolutamente temibile. Vediamo ora come riuscirà a contenerlo il Trento Calcio Femminile. Arbitrerà la sfida il signor Bellò da Castelfranco Veneto. I
i suoi assistenti sono Rusu e Mozzellini di Trento, squadre che come vedete sono disposte a centrocampo. Ora mancano veramente pochi minuti all'inizio di questa gara. Grazie, ti chiedo cosa ti aspetti di vedere in campo da queste due formazioni? Mi aspetto un incontro avvincente con, diciamo, le prime della classe di questo campionato. Mi aspetto un Cortefranca agguerrito con l'intento di allungare la distanza in classifica rispetto al Trento, e il Trento lo vedo molto determinato alla ricerca del proprio sogno, delle proprie ambizioni per riaprire il campionato, e quindi ci aspettiamo una gara molto molto bella da entrambe le parti. Vedremo allora se il Trento riuscirà a riaprire il discorso campionato, tenerlo quantomeno vivo, dopo che nella scorsa settimana il Cortefranca è riuscito a avere la meglio nel scontro diretto con il Venezia terzo in classifica, mentre il Trento era finito per perdere la partita contro il Padova 1-0 proprio su questo campo una settimana fa. Tutto pronto per l'inizio della gara. E allora giù il gettone, si parte. Trento Calcio Femminile contro Cortefranca, il big match del girone B di Serie C che ora ha inizio con il primo pallone manovrato dalla squadra di casa che attende il rinvio di Valzolger. Pallone recuperato sulla mediana dal Cortefranca che ora cerca di sviluppare l'azione sulla sinistra, era però in posizione di fuorigioco Sardi Deletto, che si era aperta a dettare il suggerimento. Si è poi trovata in offside la giocatrice del Cortefranca. Vediamo subito come il Cortefranca è partito a trazione anteriore facendo pressione alta. Allora ora la palla in profondità a cercare la corsa di Pasqualini, che viene però fermata dalla difesa del Cortefranca. Ora riparte da dietro l'azione delle bresciane. Cortefranca che in questo campionato sta battendo ogni record offensivo, addirittura il miglior attacco di tutto il panorama femminile italiano, perché ha segnato la bellezza di 56 reti, 4,8 a partita. Certo, due partite come quelle con l'Oristano e magari la partita con le Torri da 11 reti così influenzano un po' lo score del Cortefranca, però rende bene l'idea della pericolosità offensiva di questa squadra che appunto in questo campionato ha segnato la bellezza di 56 reti. Ora azione manovrata che cerca sbocco sulla sinistra da parte del Cortefranca. Il pallone non passa, allora deve girare sulla destra. Tenta ora il lancio lungo il difensore centrale Belotti, non passa però, finisce per essere una preda facile di Valzolger. Attenzione a Poli, Battaglioli spara il pallone in area per non far intervenire l'avversario, ora cerca di ricontrollarlo Poli. Fuganti, Rovea fa cenno sulla sinistra ma viene ignorata, prova la soluzione lunga Fuganti, è preda facile per Ferrari. Ancora giro palla molto lento del Cortefranca, che con pazienza cerca poi sbocco sulle fasce per far partire la propria manovra. In questo caso Poli interviene bene sul pallone. Ora Ruaben apre sulla sinistra a cercare Rovea, che si era però mossa troppo in avanti, non aveva capito il suggerimento della attenzione a Valesi che cerca di liberare il tiro. Prova invece l'imbucata a cercare Muraro sul secondo palo, prova a tenere il pallone in campo e ci riesce anche. Palla al centro ora.